Mamma mia, è una cosa incredibile, veramente una roba indegna. È uno scandalo, è un vandalismo che devono essere puniti, perché finché ci lasciano passare sempre le cose così, continuano a fare sempre questo tipo di vandalismo. È una cosa, una vergogna, una vergogna. Anche lei è indignato? No, sì, indignato forte anche, perché ho visto alla televisione, ho detto ma è impossibile una cosa del genere. Purtroppo però hanno detto che li hanno individuati. E in effetti le telecamere puntate sulla piazza hanno permesso alla polizia locale di individuare i responsabili della decapitazione del bambino Gesù nel presepe allestito dagli anziani davanti al municipio. Si tratterebbe di una baby gang di teppistelli composte da 6 ragazzi e una ragazzina tutti minorenni. Il gruppetto, che abitualmente staziona nella piazza, si comporterebbe in modo aggressivo spadroneggiando e macchiandosi già di furtarelli e intimidazioni. I recidivi, perché gli stessi ragazzi che lo hanno fatto l'anno scorso, che l'anno scorso lo ha proprio distrutto, quest'anno è sparito il corpo e già restata la testa. Che siano condannati a fare lavori socialmente utili, ma per parecchi giorni, cioè il tempo libero dopo la scuola, invece di adoperarlo per giocare, lo adoperino per fare lavori socialmente utili. E proprio al sindaco che ieri aveva lanciato attraverso Rete Veneta l'appello ai vandali a presentarsi spontaneamente chiediamo: oggi qualcuno si è fatto vivo? Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, stamattina il telefono è squillato, ma non è squillato, non c'erano famiglie o ragazzi che mi abbiano contattato. Abbiamo il dovere, il diritto da una parte del rispetto del senso civico, ma il dovere di stare vicino soprattutto alle famiglie, ai genitori che devono essere i primi a poter dare a questi ragazzi i giusti insegnamenti che ci sono stati dati a noi da parte dei nostri genitori. Noi chiediamo proprio a questi ragazzi, e penso che ne terrà conto anche il giudice, che portino indietro il corpo del bambino e che si presentino, si autodenuncino, di modo che la pena sarà molto più ridotta.